Allora, siamo qua a Isola Verde, siamo nella spiaggia praticamente nelle vicinanze del campeggio Smeraldo, il Bagno Smeraldo, che ci hanno sempre dato assistenza. Qua abbiamo Matteo Giardini dell'associazione Fisa Venezia. Fisa Venezia. Già altre volte siete venuti qua, avete fatto prove di salvamento. Oggi al discapito delle previsioni Sì, oggi piova, invece è una bella giornata, c'è il sole e quindi facciamo una cosa in team, giusto? Allora, oggi abbiamo insegnato ai nostri allievi che a Chioggia, se a Padova piove, a Chioggia c'è sempre sole. Quindi il primo insegnamento è che in mare quello che avviene nell'entroterra qua non avviene. Il contesto è meraviglioso, abbiamo una giornata addestrativa che sarà molto redditizia, il mare è abbastanza calmo, non c'è vento, c'è anche il sole e oggi faremo la seconda seduta addestrativa con i pattini di salvataggio a remi, tante tecniche marinaresche e soprattutto alla fine della giornata entreremo in acqua a simulare dei soccorsi, anche se le condizioni sono proibitive perché l'acqua è fredda, ma come insegna il buon Andrea, il freddo fortifica l'animo e anche il carattere degli allievi. Vediamo se questa volta Andrea tra ci l'altro lascia oggi tenteremo il salvataggio. Vediamo se ci sarà di bisogno di Andrea. salvataggio. Esatto. Va bene così, complimenti, Ok. bravi. Lui si occupa di cinofilia. Bene? Vuoi che facciamo? Sì, continua. Magari fate voi due. Tu ti chiami? Girardini Teofilo e sono un addestratore cinofilo della FISA, quindi addestriamo i cani per il salvamento nautico. Allora, Che siamo oggi pronti, però non ci ragazzi? sono. Oggi non ci sono i cani per il salvamento nautico. Va bene, so che siete venuti altre volte con i cani. Sì, avete certo, fatto abbiamo qualcosa, già, va sempre fatto, più. abbiamo già fatto addestramenti con i cani qua a Chioggia, parecchie volte anche, e abbiamo 4-5 cani brevettati e cerchiamo altre persone che abbiano voglia di intraprendere questa bellissima attività che è quella del salvataggio con il proprio cane. Perfetto, grazie mille.